Ringrazio anch'io, unisco ai ringraziamenti per l'organizzazione di questo ormai appuntamento che ci permette insomma di presentare un po' le novità e le nostre attività. Due parole per dire ufficialmente insomma dell'avvenuta fusione tra le due società che vedete qui. Certis e Belshim si sono fuse in un'unica società e dal 1° aprile ci presenteremo in questa forma con un unico catalogo che racchiude un po' i prodotti delle due società. Qui è la forma societaria, siamo una società di proprietà giapponese, le azioni detenute insomma sono qui espresse, il capofila è Mitsui e noi siamo il distributore dei prodotti che abbiamo attualmente, di quelli che le società di ricerca che vedete rappresentate qui ci forniranno in futuro e che andranno a costituire un portafoglio prodotti interessante e completo, quindi prodotti nostri di proprietà attuali in arrivo, prodotti che derivano dalla ricerca giapponese e prodotti anche che arrivano da fornitori esterni, qui li vedete elencati, che vanno a costituire tutti insieme un portafoglio prodotti ed una pipeline sicuramente interessante che si rafforza e si consolida e ci permetterà insomma di avvicinarci ancora di più e progredire nel mercato in una maniera più concreta. Andiamo al tema di oggi, una interessantissima, secondo noi, combinazione di prodotti che è costituita da Cocide, che è un marchio noto e conosciuto, e Karma, che va a valutare la sinergia dei due prodotti espressi in una controllo della peronospora, anche ottimizzando i dosaggi dei prodotti combinati. Chiaramente per avere questi benefici si parte da formulati di qualità brevettati, testati a lungo e di comprovata efficacia anche abbassando i dosaggi. Il Cocide, nella forma 2008, che è un po' l'evoluzione del rame idrossido al 30%, sicuramente esprime il meglio e si presta al meglio per questa connubio di prodotti. Chiaramente la formulazione qui gioca un ruolo molto importante, perché sappiamo bene che il rame formulato di ottima fattura, che sia effettivamente disponibile attivo quando si verificano le condizioni predisponenti per la malattia, gioca un ruolo fondamentale. Cocide ha una formulazione brevettata, particelle molto piccole omogeneizzate che si rendono quindi immediatamente disponibili, prontezza d'azione, maggiore persistenza, migliore distribuzione e quindi ottima predisposizione anche a in un certo senso ridurre i dosaggi dell'apporto di rame ad ettaro. Vedete, soprattutto con i Cocide Otti noi andiamo a distribuire 450 grammi di rame metallo ad ettaro. Tutto questo rispetto all'efficacia, non mi dilungo troppo, perché Cocide è un marchio chiaramente conosciuto che negli anni ha mostrato ai dosaggi a cui si propone di mantenere dei livelli di efficacia sempre molto molto elevati. Efficacia ma anche selettività, le particelle piccole, micronizzate, omogenizzate offrono anche questo aspetto molto importante. Scusate, la slide è un po' brutta, ma ho voluto coprire tutti gli standard di riferimento che erano messi a confronto in questa prova fatta alcuni anni fa su Cabernet Sauvignon. Vedete che il livello di selettività di Cocide Otti è probabilmente il più basso, quindi a confermare anche la bontà dei formulati. Karma è anche lui un fungicida innovativo, già omologato su Idio e su Botrytis, un formulato anche lui sicuramente di alta qualità, high-tech, che deve ai suoi coformulanti tutte le caratteristiche che migliorano
la sua distribuzione, che migliorano l'adesività, perché il bicarbonato, vedete sulla destra, non formulato ha degli svantaggi. In questo caso noi con la formulazione high-tech andiamo a migliorare tutti quegli aspetti che non sarebbero conformi a una buona distribuzione. Abbiamo fatto delle prove di bagnatura e di distribuzione, chiaramente mettendo a confronto i due prodotti aerosoli e i prodotti in miscela. Vedete che il bianco, l'acqua, ha delle gocce molto disomogenee, grandi, che chiaramente si dilavano facilmente. Il Cocide invece migliora questo aspetto, e adesso non so se si vede bene nell'immagine, però vediamo che i due prodotti uniti insieme hanno delle caratteristiche sicuramente ben diverse, una migliore variabilità, attività surfattante, e quindi anche una migliore e più adatta tenuta. Adesso sorvolo su diciamo, il meccanismo d'azione del karma, che è già noto. Principalmente innalza il pH sulle superfici trattate, quindi crea delle condizioni sfavorevoli per la germinazione, per il tecnichito delle spore, però ci sono anche degli altri aspetti. Va a agire sugli enzimi, va a agire quindi anche a livello delle membrane cellulari, quindi un meccanismo complesso che sicuramente si presta bene alle varie combinazioni. Cocide e Cocide Opti quindi sono andati a essere valutati insieme a Karma per valutare le sinergie. Avevamo già delle avvisate quando abbiamo fatto le prime sperimentazioni nel tentativo di ridurre il rame portato ad ettaro dopo le limitazioni che sono state imposte, e quindi abbiamo messo a confronto la dose piena del Cocide con dosi minori ed un attivatore. Qui vedete 10 applicazioni a 8-9 giorni, una prova fatta in Piemonte su moscato bianco, e già si evidenziava che a metà dosaggio più un attivatore il Cocide era in grado di fornire, qui vedete l'efficacia su foglia e su grappolo, delle performance assolutamente confrontabili con la dose piena. Qui la nostra attività quindi è andata avanti, provando anche, tenendo conto della buona combinazione, sinergia che si prevedeva, delle prove svolte con i due prodotti in miscela. Quindi abbiamo messo a confronto la combinazione Cocide Opti e Karma a dose piena per il Cocide e a metà dose. Qui in questo caso abbiamo svolto 10 applicazioni in intervalli fissi di 7-8 giorni, che comunque sono abbastanza ambiziosi. Anche qui 10 trattamenti fissati, iniziando la prima decade di maggio, andando poi fino a coprire tutto luglio. Qui le condizioni di piovosità e di temperatura, vedete, durante tutto il ciclo la piovosità è stata anche insistente. Roberto, un minuto seguo. È accelerata, avevo visto che avevi preparato un trattato, però. Perché sì. Allora, qui comunque i test confermano, adesso si vedranno negli atti, e confermano che l'attività del prodotto è molto interessante. Qui avevo riportato alcune altre esperienze, ma vado alle conclusioni, che vogliono arrivare a dire che sia Cocide che Cocide Opti hanno mostrato un'ottima efficacia e una riduzione di principio attivo per ettaro, che la combinazione dei due ha mostrato una estrema sinergia che ha permesso quindi di ridurre i quantitativi di rame distribuito, quindi una gestione possibile anche con un numero di trattamenti superiore per tutta la stagione, e per una gestione comunque possibile e sicuramente di buon livello. Grazie comunque. Grazie dottor Belotti.